La delegazione italiana ritorna in patria con la convinzione che il nostro Paese ha adempiuto ad un difficile compito con piena lealtà verso il nobile popolo somalo e nel rispetto dei nostri fondamentali diritti. La piena indipendenza e sovranità riconosciute il 1° luglio da un imponente numero di ambasciatori straordinari e dall'Italia con l'alto messaggio inviato dal signor Presidente della Repubblica rappresenta un fatto di importanza storica, non soltanto per la Somalia, ma per tutto il continente africano, che può riconoscere nel lavoro compiuto dall'amministrazione fiduciaria italiana un esempio da imitare e del quale noi possiamo essere orgogliosi.